Con una prestazione di grandissima solidità in tutti i fondamentali, la Saugella Monza fa bottino pieno sul campo della Igor Gorgonzola Novara, che per la prima volta dall'inizio della stagione si poteva presentare in campo al gran completo, ma che per la prima volta ha anche denunciato moltissime difficoltà nel trovare il suo equilibrio in campo, molto troppo fallosa in ricezione e di conseguenza mai capace di sfruttare il suo enorme potenziale offensivo. Massimo Barbolini per la prima volta può schierare quello che nei suoi piani di inizio stagione era il suo sestetto tipo, con la diagonale Enko Brakocevic, in banda Vassileva e la rientrante Megan Courtney, al centro Veljković e Chirichella con Sanson libero. Dagioni punta su Chiara Di Giulio in cabina di regia, opposta a Ortolani, Meiners e Ortman sono le bande, Danesi e Herman al centro. L'avvio è tutto di Novara, che sembra avere già trovato gli automatismi perfetti in campo, con gli attacchi di Brakocevic e Courtney nel parziale di 13-7, nel quale spicca anche il lavoro a muro di Chirichella e Veljković. Il set sembra già indirizzato, anche perché Monza sbaglia tanto e non trova uscita in attacco. Sul servizio di Anna Ortman, però, la gara della Saugella si sblocca. La tedeschina costruisce un break di 7-0 che riapre il parziale, ma soprattutto ribalza l'inerzia del match a favore della squadra di Dagioni, che lavora bene con muro e difesa e cresce in attacco. Sul 21-19 Igor e ancora Ortman, questa volta in attacco, a propiziare un parziale di 6-1 con cui la Saugella fa suo il parziale. Il secondo set è ancora un sali e scendi, con Novara che scappa subito via sul 10-2, sfruttando il turno di battuta di Brakocevic, ma la Saugella ha ancora la forza di rientrare sul servizio di Meiners fino al sorpasso sul 13-12. Si innesta un lungo testa a testa, questa volta deciso da 3 punti di Brakocevic, che firma il 25-22. Una gara che rimane molto in equilibrio, perché l'avvio di terzo set è shock per la Igor, che in un amen si ritrova sotto 1-8 con la solita Ortman a fare straccelli a servizio. La ricezione di Novara salta per aria e con essa precipitano anche le percentuali d'attacco in un set che va via a senso unico con un perentorio 16-25 per Monza. La gara sale finalmente di livello nella quarta partita, tutta giocata sul filo dell'equilibrio sino al 20 pari, con Novara che spreca un paio di break che avrebbero potuto valere la fuga. Ed invece ancora la battuta della Saugella, con Ortman prima e con la subentrante Squarcini poi, fa la differenza a favore di Monza, che spugna il palla Igor con un inequivocabile 3-1. Novara ora si rituffa nella Champions League con la trasferta a Stoccarda in programma mercoledì. Venerdì poi la partenza alla volta della Cina per quello che è il primo grande appuntamento della stagione, il mondiale per club, nel quale Novara si presenterà da campione d'Europa in carica.